Dopo più di un'ora di udienza, il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l'arresto del 21enne di origini cubane finito in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo quanto accaduto lunedì scorso tra Piazza Castello e Via Roma, in città, e per i quali il giovane si sarebbe rifiutato ripetutamente alla richiesta dell'agente di mostrare i propri documenti. Il pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione di una misura cautelare. La difesa ovviamente si è opposta argomentando quelli che sono i fatti occorsi nella giornata del 10 di agosto e il ragazzo è stato rimesso in libertà. Ora la difesa ha chiesto di poter visionare tutti i documenti, diversi filmati e anche delle telecamere di videosorveglianza ai fini del processo che è stato fissato il 18 settembre alle 15. Un video di quei momenti concitati girato dagli amici e rimbalzato sul web ed ha portato la questura vicentina nell'occhio del cicorone. Mostra il poliziotto che per bloccare il ragazzo lo prende per il collo. In aula a raccontare la loro versione dei fatti anche gli stessi protagonisti, il poliziotto e il 21enne. Ma il ragazzo, credo proprio per carattere che sia molto sereno, ha spiegato appunto quelle che sono le sue ragioni e dunque quello che è stata la sua condotta, da cosa è stata determinata, dunque ha quella serenità di chi spiega semplicemente come si sono svolti i fatti e di chi si ritiene quantomeno innocente. Per il momento concentrata nella difesa, ogni altra eventuale azione è rimandata. All'esterno del Palazzo di Giustizia dalla mattina si sono radunati una quarantina di giovani del centro sociale vicentino Bocciodromo in un sit-in pacifico a sostegno del loro amico. Tutti stavamo facendo la stessa cosa, tutti stavamo ridendo, urlando, scherzando. Sì. Non solo a lui dovevano chiedere documenti. Non c'era motivo di accanirsi così tanto su una singola persona quando lì, in quel momento, in quel preciso luogo, c'erano molte più persone. Anche se fosse stato che un'opzione che il mio amico avesse sbagliato, penso che questa non è una giustificazione per poter strozzare una persona fino a quel punto. No, non si può arrivare fino a quel punto per un documento.